Questo matrimonio non sa da fare. Il progetto Treviso Grande non piace al sindaco di Villorba, Marco Serena, non solo dal punto di vista dei contenuti, uno svuotamento di funzioni che ridurrebbe i singoli comuni a scatole semivuote, afferma, ma neppure dal punto di vista geografico. Villorba ha pochi rapporti con Roncade. Non posso pensare che Casier abbia molti rapporti con San Biagio, ugualmente mi viene in mente Povegliano con Preganziol. Non solo l'unione è troppo estesa, ma anche e soprattutto svuota i comuni di troppe funzioni. Tutte e 6 le funzioni principali devono confluire all'interno dell'Unione. Unione che evidentemente dovrebbe essere poi presieduta dal sindaco di Treviso stesso, il quale oltre ad essere sindaco di Treviso si candida in questi giorni anche a essere presidente della provincetta. Funzioni che vanno dalla gestione finanziaria e contabile all'urbanistica fino al sociale, per Serena davvero troppo diviso in troppi. L'idea poteva nascere, come peraltro ha recentemente ribadito anche il sindaco Piazza, mettendo attorno a un tavolo 3, 2, forse arrivare a 4 comuni oltre al capoluogo, che so, Silea, Villorba, Quinto e Paese, le vie di accesso vere alla città. E con queste ragionare da dove partire, quali erano gli obiettivi condivisi e come appunto far nascere questa che poteva essere poi la grande Treviso e concretizzarsi poi in un'unione produttiva.